Pensa a un luogo che dovrebbe essere il tuo porto sicuro, la tua casa. Ora immagina che quel rifugio si trasformi in un inferno, un posto dove hai paura. Cosa succede quando la violenza esplode proprio lì, tra le mura domestiche, e l'unica speranza che hai è una chiamata 112? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui, sull'Isola Informa. Questa notizia ci porta a Siliqua, un paese della nostra Sardegna, dove ti racconterò una di quelle storie che ci obbligano a fermarci e riflettere. Una storia sulla fragilità delle relazioni e sul lavoro decisivo che fanno i carabinieri quando una famiglia rischia di andare in pezzi. È notte fonda. Al centralino 112 arriva una chiamata disperata. Bastano pochi minuti e le gazzelle dei carabinieri di Ute e Siliqua sono già sul posto. La scena che si trovano davanti è di pura tensione. Un ragazzo di 29 anni, un muratore tornato da Londra, sta terrorizzando i suoi stessi genitori. E ti racconto questa storia non come una fredda notizia, ma come un fatto che accade qui, nella nostra isola, tra la nostra gente. Storie che leggo ogni giorno sulle fonti più autorevoli e che mi sembra giusto condividere con te. Prima ancora che arrivassero le divise, la furia del ragazzo aveva già lasciato il segno. Mobili spaccati in casa, l'auto di sua madre presa a colpi. Era una situazione che poteva finire solamente nel peggiore dei modi. E poi l'arrivo dei carabinieri. Con professionalità e sangue freddo la prima cosa che hanno fatto è stata mettere al sicuro i genitori, creando uno scudo tra loro e la rabbia del figlio, evitando così che la violenza passasse dalle parole ai fatti. Le conseguenze sono state immediate. Per il 29enne è scattato l'allontanamento d'urgenza da quella casa, con il divieto assoluto di avvicinarsi ai suoi genitori. Ora la procura di Cagliari ha in mano una denuncia per maltrattamenti e danneggiamento e deciderà come procedere. Una storia come questa però ci lascia addosso una domanda scomoda. Quante altre volte il silenzio nasconde drammi simili? Quante famiglie nella nostra Sardegna vivono nella paura, senza trovare il coraggio di chiedere aiuto? Quella notte a Siliqua l'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato una tragedia. Ma ora la domanda voglio farla a te. Credi che nella nostra regione si faccia abbastanza per aiutare a sostenere le vittime di violenza domestica? Oppure pensi che ci sia ancora un muro di vergogna e solitudine da abbattere?